Buonasera di nuovo a tutti, grazie per la vostra presenza. Lascio subito la parola al capogruppo di Ponzano per un saluto. Prego. Buonasera a tutti, vi porto il saluto degli alpini di Ponzano che sono orgogliosi di avere come primo consiglio del sezionale qui a Ponzano per ospitarvi. Vi aspetto alla fine del vostro convegno in casetta degli alpini per brillare insieme. Grazie. Buon lavoro! Grazie. Passiamo ai saluti dei referenti e consiglieri uscenti. Allora, Sara Zanotto, che come sapete ha deciso di non continuare il suo incarico come direttore di Famiglia Alpina, stasera mi ha detto che non poteva esserci perché non stava benissimo e quindi non sarà con noi. E quindi la saluteremo in un'altra occasione appena avremo modo di vederla. Renzo Dalla Francesca, il coordinatore dell'unità sezionale di protezione civile, invece c'è, e chiederei a Renzo di avvicinarsi. E a Renzo consegniamo il nostro crest. Segno della nostra stima e apprezzamento per il lavoro che ha fatto dal 2009, se non sbaglio, come coordinatore. No, allora dal 2009 ero vice di Bruno. E poi per 2022. Esatto. Grazie Renzo. Grazie a tutti. Passiamo ai referenti. Abbiamo con noi Silvio Nino Forner che referente per la nostra sede ha anche lui deciso di far tagliare l'erba a qualcun altro. Non solo. Ecco qua, una bella targa a Nino. In diretta alla consegna delle chiavi. Prego. Ringraziare un po' tutti i consiglieri che hanno lavorato insieme con me da quando sono entrato a oggi, a ieri. Ecco, consiglieri uscenti, a sorpresa, il primo della lista, a Mirko Marsura, nostro ex, ormai posso dirlo, vicario. Grazie Mirko per quello che hai... San Piero. Grazie per quello che abbiamo fatto in un anno assieme, ma siamo entrati in consiglio assieme nel 2019 e insomma abbiamo vissuto parecchie cose assieme. Se vuoi dire qualcosa? No. Ciao. Bene. Ecco Giglio. Benedetta. Grazie Giglio, grazie Giglio, il nostro vicepresidente. Io volevo solo ringraziare voi per avermi sopportato prima, per la fiducia che avete espresso nei miei confronti e di tutta la collaborazione. E vi auguro buon lavoro e mi raccomando. Grazie. Silvano Bottega, a te Silvano, grazie per l'aiuto e la collaborazione. No, è stato un onore, veramente un onore lavorare con voi ragazzi. Per altri motivi devo lasciare, non è cattiveria, ma
comunque ai miei mi hanno già dato i Già trovato da fare. torno nei ranghi ma per lavorare. Grazie. Andrea Borsato. A me dispiace che Andrea abbia deciso di non continuare perché ci permetteva di abbassare la media dei consigli. No, adesso scherzo, comunque grazie per quello che hai fatto e niente, e buon lavoro e ci vedremo in tante altre occasioni. Adesso torniamo un attimo indietro per ringraziare Danilo Rizzetto. Danilo, vieni. Allora Danilo, voi sapete, sanno tutti ormai, è diventata un'istituzione quanto il Sacrario di Fagarè, che lui ha sempre contribuito a mantenere aperto, organizzato con i turni, quindi veramente il suo è stato un lavoro prezioso. E non sarà facile, tenteremo di trovare chi possa prendere il tuo posto. Intanto ti ringraziamo con questo piccolo omaggio. Grazie. Spero che ci sia una persona o un gruppo di volonterosi naturalmente che possano usare, si può dire usare, il modo di poter organizzare la Guardiania del Sacrario di Fagarè. Non è difficile è soltanto portare le chiavi. Senz'altro si troverà il modo di poterlo fare. Non è difficile, però bisogna trovare il sistema. Certo. Perché i carabinieri sono a San Biagio. Mettiamo il caso che ci sia anche il gruppo di Fagarè disponibile per questo, loro ogni giorno, ogni lunedì devono prendere la chiave e portarla ai carabinieri. Io visto 400 metri dalla caserma, per me è anche un favore perché c'è una bella, come si può dire, caporal maggiore, ecco. I gradi dei carabinieri li conosco dopo. Bene. Ci sentiamo, sì, io termino il 25 aprile come eccetera, è già il programma, però finisco proprio con la lista che scade il 3 di agosto. Ecco, dopodiché chi prenderà in mano aiuterò. Partirà. Sì, va bene. Grazie Danilo. Buongiorno a tutti voi. Un grazie, voglio ringraziare veramente tutta la sessione di Treviso per questi 6 anni che ho trascorso e un grazie per il vostro supporto che mi avete dato, questa meravigliosa avventura che è stata fatta da parte mia in questi 6 anni. Un ringraziamento particolare lo voglio fare al nostro presidente Franco Giacomè che mi ha dato la fiducia di fare il suo vicepresidente vicario. Spero di essere stato alla sua portata. Un grazie veramente a tutti voi della sezione Alpini di Treviso. Grazie veramente. Arrivederci. Voglio solo ringraziare tutto il Consiglio sezionale in carica da oggi e chi mi ha preceduto fino all'anno scorso che eravamo assieme. Sono stati 3 anni in cui ho imparato molte cose, soprattutto il grande lavoro che c'è dentro il Consiglio sezionale, perché se non ci entri un attimo e non capisci i vari impegni, tutto il lavoro che c'è dietro, dopo se no, come sempre, uno parla senza sapere le cose. Ringrazio ancora Franco Giacomì perché siamo stati assieme 3 anni e anche Marco Piovesan, che sono stati i primi 2 anni. Un buon lavoro a tutti quanti e un grande abbraccio. Allora, io lascio dopo 3 anni di
come coordinatore di protezione civile. Innanzitutto vorrei ringraziare prima di tutto il mio predecessore Bruno Crosato, che mi ha insegnato moltissimo. Vorrei ringraziare Marco Piovesan, perché sono entrato che c'era ancora lui, e adesso Franco Giacomin, perché mi hanno supportato, abbiamo sempre avuto confronti sinceri, e quindi poi voglio ringraziare anche tutto il consiglio direttivo della sezione di Treviso. Nel 2011, che sono stato eletto supplente del Panno, ho cominciato a frequentare quasi ogni mercoledì. Nel 2012 Panno era stato eletto presidente e automaticamente sono entrato in consiglio. Ho fatto 9 anni di consigliere. Nel frattempo Panno mi aveva chiesto di andare a mano il martedì mattina a De Rossi, perché all'epoca De Rossi aveva tutti i mandati per andare in banca, in posta. Se andava di martedì doveva chiudere la sessione e mi stavo là un po' da fare da cicerone, diciamo. Dal 2017, a parte aver lavorato all'inizio per la Dunata, nel 2017, quando in sede è stato fatto sto negozio che si vendeva roba per la Dunata, l'ho preso in mano tanti consiglieri mi hanno aiutato, altri alpini, ho fatto tutto da solo. E fino a 2 anni fa, nel 23, sono stato là, dopo nei 2 segretari, giustamente è giusto che fai i 2 segretari, ho continuato a restare là in sede, perché all'epoca che ho finito a fare il consigliere, Marco mi ha chiesto di rimanere a fare quello che facevo, un po' manutenzione della sede, erba. Adesso naturalmente passano pochi di anni, non sono più giovinotto e ho ceduto il passo senza tanti clamori e quant'altro. Comunque ringrazio sempre la fiducia che mi ha dato prima Panno, dopo Marco e in ultima anche Giacomi. Di anni di consigliere ne ho fatti 6. Però ho fatto anche il revisore del conto, altri 2 anni, poi in sezione sono qua dal 2017, dalla Dunata in pratica. Sempre collaborato attivamente con la sezione. Mi ringrazio, in primis ho ringraziato i consiglieri uscenti, quelli nuovi, il presidente, tutto l'ambaradam per quanto riguarda il discorso del consiglio. Però in particolar modo voglio ringraziare tutti i capigruppo, tutti gli alpini, perché mi ha sopportato. Perché non l'ho fatto perché è volontà mia fare determinate cose, ma perché per cautelarli in qualche maniera, perché devono essere consapevoli che quello che io ho cercato di mettere e inculcare a loro è soltanto per un loro vantaggio, non per un vantaggio mio della sezione. Ringrazio tutti un'altra volta.